per l'appuntamento di oggi con l'Associazione Umanitaria Padana Onlus, la linea va alla signora Margherita Campari Pericoli. Buongiorno e benvenuta Margherita. Grazie, buongiorno anche a tutti voi, a tutti quelli che ci ascoltano. Io faccio parte dell'Umanitaria Padana da tanti anni. La nostra associazione ha un motto: aiutiamo i popoli a casa loro e aiutiamoli ad aiutarsi. Ora sono motti quasi di moda, ma noi li abbiamo coniati 20 anni fa. Lavoriamo sia in Italia che nel mondo. In questi anni, in 20 anni, abbiamo fatto veramente tante cose. Prima di raccontare sommariamente le nostre attività, pregherei i nostri ascoltatori, se si vogliono munire di carta e penna, poi io darei un codice per il 5 per 1000, così avete modo di procurarvi il materiale per scriverlo. Ricordo che il 5 per 1000 non costa niente a chi lo dona, ma in compenso fa tantissimo a un Onlus come noi, che viviamo di queste raccolte fondi e di anche donazioni finanziarie. Anche per le donazioni finanziarie tengo a dire, darò un numero e preciso che anche le piccolissime donazioni, non abbiate paura che sia poco, ma la goccia fa il mare, per cui preparatevi che poi vi do tanti numeri. Allora, noi lavoriamo, come vi abbiamo detto, su 2 fronti. Lavoriamo nel mondo e vi posso leggere sommariamente le cose che abbiamo fatto. Vi confonderò con tanti nomi, con tante cose, però capite quanto sia importante la nostra attività, la nostra piccola attività, ma importante. In Camerun abbiamo realizzato un porcile nella Fraternità dei Cappuccini e questo per loro è importantissimo, perché è lavoro e cibo. Abbiamo in Etiopia, la mia adorata Etiopia, nel vicariato di Soddo, abbiamo dato il saldo quest'anno, vi parlo sempre del 2018, per la realizzazione di un acquedotto che porti l'acqua dal monte Damota alle fontane della comunità di Soddo in memoria di Dino Pericoli. In India abbiamo dato alla parrocchia Sacro Cuore i soldi per la costruzione di un alloggio per quelli poveri, bimbi poveri alluvionati. In Zambia abbiamo costruito una segheria a sostegno di un centro di formazione, perché la nostra idea è aiutare l'immediato, il bisogno estremo, ma anche creare la possibilità di autosostentamento, insegnando loro a fare tante cose. In Pakistan abbiamo adottato 40 ragazze cristiane con le loro famiglie. Da tanto tempo abbiamo insegnato loro a leggere e a scrivere. Qualcuna è arrivata a quello che da noi corrisponde alle superiori, altre all'università, si sono laureate e rimangono nella loro terra e insegnano ad altre famiglie cristiane, ad altre donne a leggere e a scrivere, ed è il modo più diretto per entrare in contatto con loro. E poi abbiamo in Pakistan un fiore all'occhiello. Una delle ragazze ha raggiunto dei risultati accademici strepitosi e professionali ed è stata assunta alla NASA. E per questo per noi è un grande orgoglio, perché abbiamo dato una mente oltre che una cultura al mondo. In Pakistan ci sono anche fabbriche di mattoni che aiutiamo, ne ho tantissime, talmente tante che in Siria abbiamo fatto un impianto di irrigazione per la coltivazione degli ortaggi, sempre per l'autosostentamento. In Romania una casa per anziani poveri. E poi abbiamo la cooperazione nazionale. Purtroppo il mondo è diventato sempre più povero
ma anche da noi in questo momento la povertà bussa un po' alle nostre porte. In Lombardia abbiamo avuto famiglie che sono precipitate in situazioni veramente difficili per degli imprevisti, per la crisi, per la morte di un familiare, per un licenziamento, e cerchiamo di risolvere d'immediato dove ci è possibile, non so, pagando una rata o due di mutuo perché le cose non si aggravino, qualche bolletta, qualche terapia, naturalmente documentando il vero bisogno. Aiutiamo anche i disabili quando sono, per esempio, abbiamo regalato una cucina e un forno che necessitavano modernato alla Casa Famiglia per Disabili di Spoleto. Insomma, cerchiamo veramente di fare. Nel terremoto nel centro Italia abbiamo mandato al soccorso alpino corde, moschettoni, imbragature, perché tutti noi pensiamo subito, abbiamo pensato subito alla giaccavento, alle coperte, però poi ci sono le pale, le corde, le cose meno nobili se volete, ma che sono altrettanto utili, se non quasi di più in alcuni casi. Proprio in questa operazione siamo stati, per esempio, del terremoto, che continuiamo a supportare, e ci hanno definito, il soccorso alpino ci ha definito gli angeli del terremoto, i nostri volontari. Io devo ringraziare tantissime persone, abbiamo Autosport, un certo signor Pozzoni, è veramente generosissimo, il comune di Civano, il supermercato Savoini, che ha accettato e accetta ogni anno ormai di darci delle forniture di pellet a prezzi speciali in tutti i loro supermercati, e che per loro e per gli inservienti, per i lavoratori della Savoini è un gran disagio, perché devono tenere come una specie di amministrazione divisa. E non solo, la famiglia Savoini ci regala un bancale di pellet per aggiungere ai nostri soldi, a ciò che raccogliamo. Poi, per esempio, in Costa d'Avorio abbiamo l'impresa sociale San Giuseppe, è condotta da un ex migrante ivoriano in patria, e questi sono i veri rimpatri, quelli che sono produttivi, perché qualcosa hanno imparato qui da noi e adesso veramente aiutano la loro gente. Allora, noi raccogliamo, come vi dicevo, sia donazioni finanziarie che beni materiali. Vi do un numero di telefono se volete donare dei beni non deperibili. Il numero è 035 78 20 22, e qui vi risponde l'ufficio dell'associazione. Vorrei dare un po' noi raccogliamo di tutto, naturalmente le scarpe e gli indumenti nuovi, perché alcune volte, insomma, diciamo che hanno bisogno anche loro di cose nuove, di una certa dignità. Noi ritiriamo i filati, i tessuti, attrezzature scolastiche, i pannolini per gli anziani non scaduti naturalmente, deambulatori, sedie a rotelle, giocattoli, biciclette, insomma un po' di tutto. E previo un accordo con i nostri uffici possiamo venire a ritirarlo. Naturalmente i macchinari e gli attrezzi devono essere funzionanti, perché sennò diventa un problema per noi. Abbiamo solo poi da doverli portare in discarica. Ritiriamo anche gli alimenti a lunga conservazione con una scadenza ragionevole, almeno un anno, 12 mesi, insomma una cosa così. E le confezioni devono essere sigillate.
Le donazioni finanziarie, per quanto riguarda le Onlus, come le nostre, godono di benefici fiscali per legge. Naturalmente, e chi ne vuole usufruire del beneficio fiscale deve comunicare la copia del bonifico e il proprio recapito a una posta elettronica, che sarebbe info@umanitariapadana.net. Ora vi spiego, secondo me, perché dare a noi e non a un'altra Onlus, altrettanto meritevole sicuramente e altrettanto bravi. Perché noi aiutiamo i popoli a casa loro e poi aiutiamo anche il nostro popolo a casa nostra, dividiamo le nostre forze. Noi possiamo dimostrarvi in ogni momento documentazioni ciò di cui ci vantiamo. Andiamo ad aiutarli a casa loro, decidendo sul posto, insieme a loro, i progetti che li riguardano. Perché noi qui delle volte ipotizziamo dei bisogni, quando arriviamo sul posto, in una missione umanitaria, ci rendiamo conto che i bisogni sono altri, che sono diversi, che vogliono altre cose, che sono più giuste per loro, perché siamo nel rispetto delle loro tradizioni, delle diverse identità, e questo fa sì che le missioni che noi facciamo non cadano nel nulla, non siano dei sassolini nello stagno che fanno qualche cerchio e poi finiscono lì, perché sono cose che vogliono fortemente, tipo le porcilaie, che uno al momento da qui non ci pensa, e invece c'è un gruppo di donne che si sta sostenendo e sostentando le proprie famiglie proprio allevando maiali. Noi in queste missioni andiamo gratis. I nostri volontari sono veramente volontari, non ci sono stipendiati. Ogni volta che andiamo torniamo felici di aver fatto qualcosa, ogni volta che inviamo degli aiuti, però voltandoci indietro ci rendiamo conto quanto c'è da fare, quanto ci sia sempre da fare. Sono veramente gocce, però più di più non possiamo fare. Per fare di più abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno della generosità del nostro popolo e che voi facciate un distinguo. Allora, il 5 per 1000, come vi ho detto, è gratuito. Le donazioni finanziarie, se volete per esempio che restino in Italia, dovreste scrivere sul bollettino nuove povertà, perché abbiamo definito il capitolo nostro italiano come nuove povertà, perché alcune sono veramente nuove e inaspettate. Allora, se permettete, ora vi darei i numeri, non nel senso che mi arrabbio, nel senso che vi dico, per il 5 per 1000 noi abbiamo un codice fiscale che sarebbe 9404 38 00 2 7 e 8. Invece per le donazioni finanziarie e per le nuove povertà vi do un IBAN che sarebbe IT 25 G come Genova 0311 15 288 80 95229 e dovete intestarli all'umanitaria Padana Onlus. Questo ci permetterà di aiutare sempre più i nostri bisognosi nel mondo e in Italia. Io non vedo in questa trasmissione la possibilità di fare una domanda,
penso di aver detto abbastanza della nostra attività. Siamo stati tra i primi, vorrei aggiungere, a supportare Asia Bibi, andando a Roma tanti anni fa a fare una manifestazione in suo favore. Abbiamo ospitato i loro parenti, con i quali abbiamo fatto anche delle conferenze. Qualcuno purtroppo ora non c'è più, e siamo felici ed orgogliosi di aver contribuito ad interrompere il martirio di questa donna e dei loro figli, perché lei lo subiva forse solo fisicamente, i ragazzi l'hanno subito in modo psicologico folle. Ecco, per esempio, mi vedo, guardando le nostre carte, in Sri Lanka abbiamo degli orfanotrofi femminili carmelitani, i carmelitani dai quali abbiamo avuto purtroppo tanti bambini in seguito allo tsunami e alla guerra civile. E sono proprio perché orfani, molte volte di ogni parente, hanno bisogno del nostro aiuto, non possiamo abbandonarli a metà strada. E per questo, ripeto, vi richiedo per favore il vostro 5 per 1000 per voi gratuito. A costo di essere un po' noiosa, se me lo permettete, ridò il codice fiscale, che sarebbe 9404 38 00 278. Grazie a tutti della vostra generosità e del vostro tempo che avete dedicato per ascoltarci, e ricordatevi che aiutarli a casa loro è il miglior segreto, perché aiutando loro ad aiutarsi aiutiamo anche noi, perché non creiamo un popolo disperato che cerca soluzioni lontano da casa loro. Grazie a tutti per l'ascolto. Avete ascoltato Umanitaria Padana. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot